Ed ora siamo in compagnia di Giuseppe Zamparo, vicepresidente degli alimentaristi di Confartigianato Trevigiano e pasticceri. Oggi la novità principale è questo artigelato, un marchio di garanzia, ma che cosa vuol dire in concreto, ecco, questo marchio di garanzia? Come si andrà a lavorare? Artigelato vuol dire che si ritorna finalmente al gelato delle origini, si fa una netta distinzione tra l'industria e l'artigiano, solo chi fa il gelato artigianalmente può fregiarsi di questo marchio, è una certificazione, ricordo che è una certificazione, cioè bisogna certificarsi, automaticamente quando ci si certifica ci sono i controlli e i controlli saranno severi. Ecco, oggi normalmente il gelato come viene fatto? Non come si dovrebbe, diciamo. Quali sono le anomalie che si riscontrano e che magari nei gusti delle persone vengono evidenziate e che a differenza con questo marchio si dovrà invece garantire? Allora, adesso attualmente diciamo la differenza tra che può vedere il consumatore sono questi gelati gonfi, poveri di gusto, ricchi di zucchero e basta, mentre invece il gelato dovrebbe essere con un gusto pieno, sapere di latte, avere un'equilibratura giusta tra grassi e zuccheri, che è quello che stiamo cercando di portare con questo, appunto, con questo marchio, con l'artigelato, perché l'artigelato certifica sia le materie prime che vengono usate ma anche il metodo di come viene fatto il gelato, è una doppia certificazione. Si va verso l'estate e il gusto di quest'estate sarà proprio quello più rinfrescante. Sì, la tendenza ormai per i gelati al gusto crema si va verso gusti sempre più puliti, quindi basta tanti gusti strani, con nomi strani, quindi verso gusti più puliti per i gusti alla crema, quindi intendo vaniglia, fior di latte, nocciola, noce, cioccolato, eccetera. Per i gusti invece alla frutta quest'anno puntiamo tanto visto l'anticipo della stagione, puntiamo tanto sui gelati alla frutta e soprattutto su un gusto un po' particolare che è il gelato al gusto di tè, un gelato che una volta si faceva e poi è stato sospeso per anni. Adesso abbiamo ricominciato a rifarlo e vorremmo appunto lanciare il gelato come siamo la prima manifestazione estiva per quanto riguarda le gelaterie, vorremmo lanciarlo da qui sperando che altri posti ci seguano con questa moda di questo gelato al tè che si presta a un'infinità di gusti e di abbinamenti. Ricordo che il tè, che sembra tanto strano come gusto, però il tè è la seconda bevanda bevuta al mondo dopo l'acqua, quindi ci siamo insomma. Ecco, un abbinamento da consigliare con questo nuovo gusto? Con questo nuovo gusto naturalmente per un tè, di tè ce ne sono molti, quindi però prendiamo le prime tre classificazioni, tè verde, tè nero e un semifermentato. Per esempio con i tè neri possiamo abbinare benissimo l'arancio e tutti i frutti agrumati. A un tè verde si prestano benissimo i fiori, un abbinamento con i fiori, mentre un semifermentato possiamo abbinarlo anche ai liquori, tè, un tè oolong semifermentato con il rum viene eccezionale. Grazie mille a Giuseppe Zamparo, pasticcere e vicepresidente degli alimentaristi di Confartigianato Marca Trevigiana. Cronache Trevigiane va avanti con il prossimo servizio. Ascotrade, società del gruppo Ascopiave, è il punto di riferimento del territorio per la fornitura di gas, energia elettrica e pannelli fotovoltaici. È un'azienda di eccellenza della nostra terra, impegnata da oltre 50 anni nel favorire il progresso economico e sociale della popolazione. Oggi conta oltre 350.000 clienti distribuiti in tutte le regioni del nord Italia, una crescita questa avvenuta con i cittadini e gli imprenditori che hanno riposto in Ascotrade la loro fiducia. Rivolgersi agli sportelli Ascotrade significa trovare un servizio adeguato alle proprie esigenze, con operatori locali competenti e professionali pronti a risolvere ogni problema di natura energetica e a illustrare le offerte più vantaggiose. Scegliete con fiducia Ascotrade, è un'azienda del territorio con profonde radici venete che garantisce trasparenza, qualità e risparmio. Per ridurre le spese energetiche e il consumo di gas è importante coprire pentole e padelle con il coperchio e utilizzare quando possibile pentole a pressione. In questo modo ridurrete notevolmente i tempi di cottura. Il vino di oggi è Astoria Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. DOCG, denominazione di origine controllata e garantita.
La versione di oggi è il millesimato. Il vigneto si trova a 150 metri di altezza e viene chiamato Costa del Sol perché baciato dal sole. L'uva è uva glera prosecco. Il colore è certamente un bel giallo paglierino con riflessi tipici proprio di questo vitigno, che è il riflesso verdolino. Belle però le bollicine che si presentano fini, numerosi e persistenti. Il profumo è generoso, importante. Ci sono certamente queste note che ricordano la frutta bianca, che ricordano la mela, la pera, certo anche queste note vegetali finali. Bello anche questa sensazione lontanissima di una mandorla acerba. Proviamolo in bocca. Buono l'esordio in bocca. Lungo, persistente, la freschezza si fa sentire, è presente, forte, persistente, ma morbido. L'esaltazione dell'effervescenza esalta il profumo, avvolge la bocca, persistente, lungo, importante. È certamente un vino importante da abbinare a piatti importanti, antipasti importanti o primi importanti. Salute! L'arte spumantistica della Carpenè Malvolti. È uno spumante Charmat da uve Petit Manseng, un'uva bianca dagli acini piccoli dell'area dei Pirenei francesi che ci riporta alla Languedoc e allo Jurançon. Dal punto di vista visivo è prettamente un piacere vedere questo tema del valore del colore giallo paglierino ma con tonalità intense di verdolino, con una brillantezza non comune e nello stesso tempo anche il pensiero a delle bollicine che sono fini, persistenti e numerose. Quando mi avvicino al naso noto subito queste caratteristiche fruttate che ci riportano alla frutta esotica e nello stesso tempo ai caratteri minerali e voglio dire anche vegetali. Al gusto è secco, è un extra brut, è sapido, è fresco, ma nello stesso tempo mi riporta a una persistenza aromatica intensa che mi ricorda le aromaticità, chissà perché, di un vitigno, di un'uva particolare. Abbinamenti: spiedini con crostacei, zuppe di mare, zuppa di pesce e vorrei dire a una temperatura che è un po' leggermente superiore al solito, al normale, anche attorno ai 10 gradi. Gelato di marca, ma anche solidarietà e associazionismo. Qui siamo con il presidente dell'associazione Il Quadrifoglio, Tullio Giacomini. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, parliamo prima di tutto della vostra associazione che va avanti la sua attività da diversi anni. Da 30 anni, abbiamo cominciato 30 anni fa, eravamo probabilmente la più vecchia. Siamo probabilmente la più vecchia associazione che si occupa di persone handicappate, adulte. Da 30 anni abbiamo fatto notevoli progressi grazie all'aiuto un po' di tutti i cittadini e il fatto di essere arrivati ad avere anche il contributo e il sostegno di una realtà come la Confartigianato è veramente una soddisfazione, perché non è più il singolo cittadino ma è un'associazione intera che appoggia questa realtà dei disabili del Quadrifoglio. Abbiamo 14 ospiti a tempo pieno, 15 a tempo diurno, una ventina di operatori e un bel gruppo di volontari. Oggi i volontari e alcuni operatori sono qua a supportare il servizio di distribuzione del gelato e il ritorno economico che i cittadini danno facendo un'offerta quando ricevono questo gelato va a vantaggio del Quadrifoglio. Verrà investito come ogni anno nella manutenzione di 2 pulmini attrezzati che a noi servono per il movimento, insomma, per muovere queste persone, trasportarle dove hanno bisogno e via giù. Ecco, un'amicizia che va avanti da anni e che rende possibile l'aiuto di diverse persone. Io sono convinto
anch'io sono un imprenditore, quindi conosco la realtà dell'imprenditoria, perché questa mia attività col Quadrifoglio è un'attività da volontario, è un'attività di volontariato che porto avanti nel modo migliore che mi è possibile. Posso anche non aver fatto tutto e tutto il meglio del tutto, però diciamo che la soddisfazione è vedere che questa realtà, il Quadrifoglio, ormai è una realtà affermata nel territorio, riesce a essere autonoma economicamente e io dico anche che appunto la collaborazione che può offrire l'imprenditoria e quindi l'economia in generale a vantaggio del bisogno sociale e soprattutto anche, io dico, della cultura giovanile è una cosa molto utile, perché col tempo ci si renderà conto che questi investimenti non sono investimenti buttati a caso. Grazie. Danno un risultato. Grazie mille a Tullio Giacomini, presidente dell'associazione Quadrifoglio. Cronache Trevigiane termina qui, ci vediamo la prossima settimana alla stessa ora sulla stessa televisione. Un programma in collaborazione con Uindustria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo Apo VF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.